Buonasera, ben arrivati. Dico, per chi non mi conoscesse, sono Francesco Alvaro, insegno letteratura italiana al liceo artistico di Pomezia. Ho collaborato con Saverio per questo libro, lui l'ha maturato nel corso degli anni. Poi c'è un motivo che mi ha portato insomma, a entusiasmarmi di questo progetto, che adesso insomma, vi racconterò brevemente. Io ho fatto prefazione, ma faccio la prefazione alla prefazione di questo ragionamento che voglio fare. Cioè è un libro, quello che ha scritto Saverio, indispensabile per una serie di motivi, insomma, che vi dico. Io non è il caso che io abbia detto che insegno al liceo artistico. Il liceo artistico è un tipo di studi molto particolare. Mi basti pensare che la seconda prova, laddove nelle altre scuole si siedono e la esauriscono in un giorno, da noi dura 3 giorni per 18 ore. Una cosa meravigliosa, i creativi, gli artisti danno il foglio e poi i colleghi della commissione sono sconvolti perché i ragazzi si alzano, vanno in giro per l'istituto, reperiscono le fonti e tirano fuori delle opere d'arte incredibili. Per me insegnare è complicatissimo perché ho dei ragazzini di 14 anni che quando io racconto delle storie, invece di tirare fuori gli appunti, tirano fuori disegni meravigliosi. Non so se essere compiaciuto perché li ho cullati con le mie parole nel loro disegno, ma veramente incacchiati perché non mi hanno seguito. Sono sempre incerto su questa cosa. Ora, la cosa che è incredibile, secondo me, io sono in grave difficoltà con i ragazzini, con l'arte, perché io l'arte la amo, è bella, capisco che le cose sono belle, ma non capisco perché spesso le cose sono belle. Voi ve ne accorgete, se ci pensate un attimo, spesso noi ci sono delle canzoni meravigliose, soprattutto le canzoni inglesi, no? Diciamo, una canzone bellissima, accompagna la mia infanzia, sei da 30 anni, poi va a chiedere di che cosa parla e non lo sappiamo perché non conosciamo l'inglese, no? Funziona in questa maniera, canzoni famosissime, no? Poi quando riusciamo a capirne il testo, alla bellezza si aggiunge un'altra bellezza e arriva alla perfezione della verità, che è una cosa straordinaria. Andiamo ad analizzare gli altri linguaggi. Abbiamo il linguaggio verbale, per esempio, il linguaggio musicale, il linguaggio visivo, sono linguaggi. Se chiedessi a tutti, a ognuno di voi chiedessi, sapete quante sono le lettere dell'alfabeto? Dicono sì, lo sappiamo, bene. E però se vi chiedessi quali sono i componenti del nostro linguaggio, del linguaggio visivo, guardate che per me è stata una cosa stranissima. Gente laureata in storia dell'arte, cioè, è lì che a questo punto mi sono detto, bisogna scrivere così, per poco ma bisogna scrivere poco. Ma se andiamo a chiedere quali sono gli elementi, quasi nessuno li sa. Buona parte non li sa. Qualche parte sa alcuni ma non tutti. E poi qualcuno anche con termini diversi. Spazio, superficie e segno grafico. Devo spiegare che cosa vuol dire segno grafico. Perché in geometria 2 linee sono uguali. Una linea e un'altra linea. Anche se con lo spessore più grosso, spessorato, è diverso. In artistica no. 2 linee possono essere una diversa dall'altra, perché hanno un segno grafico diverso. Ci siamo che è una quarta. L'ultima è il volume, comincia con la V. Quindi sono questi 9 elementi che vanno capiti prima diciamo, in generale. Dopodiché c'è qualcosa in più, perché ogni periodo storico, come voi sapete, cambia. Il colore nel periodo barocco è in un modo, nel periodo romanico è un altro, nel periodo neoclassico un altro ancora. Quindi vanno visti questi elementi non solo in termini generali, ma in termini anche specifici. Facciamo un esempio. Qua c'è una simbologia che è pazzesca. Poi immaginate questa testa grande, segno di saggezza, questo un seno enorme e questi fianchi larghi. Per loro la donna di questo tipo è la più bella del mondo, perché può fare figli, madre di figli, quindi ha una simbologia importantissima. Quindi in questo periodo questa era la bellezza. Non una anoloessica che oggi possiamo presentare nelle varie sfilate di moda, come noi vediamo cicciona questa, loro vedrebbero la nostra bellezza